a casa, ma da scusa. E su tre tempo d'un dente. Non ha fatto un solitario che qui stiamo facendo per ma non è questo, non lascio perdere, non è che un sogno concentrato. Venisse a stare a 20.000 km di casa. Abbassa non la vedessi più. A 20.000 km di casa. Ma per fare chi? Nendi con giudizio con 20.000 km di casa. Nendi! Un non vedi che ti piace di hai gusto a stare qua. Vedete così? Ci trovai un gusto per me. Tu a capire che prima non giri più. Perché era sempre entrata a 20 anni, dopo un anno. Una figlia grande, Isabella. Ora invece te la prendere tu. Ma poi tu stai azzorbato con la cassa integrazione precisa. Però i miei cognati, sai che mi dissero? Con gli occhi si ci arrabbiava, ci ne dissero qua. E di New York chi da un brutto vizio che aveva di stare sempre per i piedi, si voleva, no, avevano perduto la libertà. Erano peggio di stare in galera a San Vito. Come tu un posto in galera. Ma è stato sempre per la fare ricordare, vero? Ma che così? Ma poi perché fa così? Io non lo capisco perché fa così. Non lo capisci. Non c'è bisogno per la mente. Chi può fare? Lo sa che la sorgerà la mendusa appiccicuta. Sei appiccicuta? No, ma per me che tu a me sorgerà manco la camicia buona. Perciò, me sorgerà la mendusa, capricciosa e chiusa. E chi sono i tre aggettivi speciali che vi riconoscete? Poi ci ammettere che è sciarrera, pallusa, chiassusa, furiosa, curiosa, tradimentosa e raccia. E mi fermo qua perché mi voglio fermare, perché se no, Donato, lo sai che dici po'? Dici che fa il bene della figlia. Ma ci pensano manca tua figlia, ci pensa che sto già. Oh no, allora, vedi, ne acaba a fare sempre aria, tu stesso non stai dicendo. Visto che è tua figlia. Una vista essere tua moglie a fare ce l'ha capito. E dici che ogni giorno non ce la va a fare capire. Sperando sempre che non è troppo tardi però, va. Se prima non ti ricoverano all'ospedale psichiatrico, ma manicomio. Chi dicesse? Vedi che io cosa ai manicomi non ci sogno, non ci arriva le 2 anni come le mie cognate. Chissà come fecero, che non cadere manco malati. Io a 2 mesi sono tutto martiriato, non mi sento male. Meno male che da panna marito e moglie si misero d'accordo, arrabbiati fino a buona volta e li stanno fuori e tanto vanno più. Ma tu chissà tu, che chissà vedi, con la mozzarella, che ne mangiamo la mozzarella ogni tanto, vedi che è grassa e vacchiana al polisterolo. Ne mangiamo le vasola, non mangiate vasola assai, che vi unghia la panza, poi la notte siete tutti a tarpetta. E poi non vivete così gassati che vi unghia la panza. Donna, i miei cognati, vero, aveva messo in croce. E ora la stessa cosa la vuole venire a fare qua con me. Ma tutto nella sanità, questo però manca un po'. Ma che all'improvviso sei pensieroso, non c'è essere così, chi è colpa mia, vero? Sei pensieroso, oh Pietri, io qua non mi voglio mandare più. Io perso il coraggio, mi scoraggiavo. Che facessi? Allora, poi diceva sogno sempre io, che va bene. Perso il coraggio, non mi marito chiuso in tendenza. No. Per nel caso che mio marito e trovo una che aveva una maggio come a soggiere, che faccio? No, non ti preoccupare che soggiere, ma chi da mia non ce n'è più, Benissimo. Ma se no, se mi avesse a maritare, avesse a trovare che una è senza mangia. Sì, e poi mi capita che avevo sorgere come a Zio Filippo, che è tutto soffiato. Ma un mischino, vero? Un mischino sai com'è? Spasato la testa, non c'è ragione a più. È completamente così, perché a caga capisci, a caga non capisci. A caga ci sente, a caga non ci sente. Poi sparazzorbate, ma ti pare una volta era buono già mi soggi la mano, c'è comandare. Ora che non la tenuto, ma poi ti dire un'altra cosa. Ma io ti assicuro spese, manco chissà, sogno in cassa integrazione, 4 soldi, e intanto pago sempre io, sai perché? Perché mi dette la casa. La casa a canzare, però, va la casa la a canzare. La casa so, però ci dette una lavata di faccia, e la pittura la pacchetteria, e mangia, vive e dorme qua, fa tutte cose che entra. E i miei cognati, sai che mi dissero? Perché lo ricollegano alla mia esperienza, che non potevano darsi manco una patata. I miei cognati sono anziani scordato come si faceva. Come se tu te lo ricordi. Vabbè. Ma che vuol dire che mi scordavo? Non è vero che lo scordavo, ma aiutare, andiamo a fare uno scherzo. Facciamo scherzi, non faccio scherzi a tutti. E perciò l'amico tuo Pietro non lo aiutare. Sta tranquillo e misuratina la pressione ogni tanto. Vedi che è una malattia non accanto così. Sta tranquillo, ti dico.
Facciamo una cosa, tu non ti devi preoccupare con l'amico Donato, perché appena scazzi col nipote, basta che mi fa un colpo di telefono, che io a 2 minuti vengo qua, ci facciamo un bello scherzo, che si piglia un bello cacarone, e chissà che io non ci vengo. Buono, Mino, oggi secondo me, tempo assai ne faccio passare. Comunque, tu, cattivizia dura scoraggiato per assai. Non ti preoccupare, marito, non ne vale la pena. Ma hai ragione, a questo punto, visto che è chiesto il discorso, ferma per guardare, ormai una certa età ce l'hai. Ce l'ha. Però si internatia perché è così proprio inesperato, la zoppata che facesse tu non la combina. Si ben male, stava a chiamare Lucia. La prima cosa di tutto era questa. Lucia. Solo ti chiama Lucia di parlare, ma figlio. Lucia per te buona mossa di mia nonna che mi cresceva quando era tanto io. No, non ti chiama Lucia non me la piglio. E non solo stava a chiamare Lucia. Perché? Non pare capo la gente. Guarda, chiami moglie. E non solo stava a chiamare Lucia, ascoltami, senti. Si capo che questa che si chiama Lucia, la prima cosa che c'è domandare è che se hai ancora la madre viva o morta. Ti pare la faccia del padre che se tu non la so, perché siete amici che ha la madre viva. Prima di conoscere la figlia sto mai conosciuto. E poi se tu non la marito, che ti fa? Ma lo sai, Donà, che tu sei vero intelligente. Io quando mi dici zitto non ci pensavo a chi. Buono. Vedi, mi ne chiedi, io quando si piace me ne vai, lente tanto di giocare, non se ne parlare, perché ti sentiamo tutte cose, ti più troppo nessuno. Oh, non sanno che chiedi. In dove tu me ne sai bene. Dove sei? Cacce chi a fare la seduta spiritica. La seduta spiritica. È chiaro. Non penso che si critica le sono anni casa che ci chiacchieriamo ancora. Andate per tanticchia, per farlo fare. Aspetta che mi soggira è nativa a così. Pensa che quando è credulona crede pure alla reincarnazione. L'incarnazione dell'ugna delle pene, chi è l'incarnazione di chi? Ma ti capisci? La reincarnazione, crede ai fantasmi. Un disonesto, reincarnazione, dimmi in italiano, tu parli solo in terra proprio io, dimmi in italiano che lo capisci a così. Reincarnazione è scritta, è dono. Preciso. Quindi meglio è, meglio più facile ne viene faccio questo scherzo. Comunque, domani ne parliamo che me ne vai dopo se no finisce a scrivere. Va, mi sentiamo, va bene? Ciao. Grazie, ciao. Ma tale chissà, si la passa meglio io che scherzo che domani tanto. Ma com'è che con mia moglie un naio più indebitato quando c'è stava sorge la mezz'ora? Una volta veniva di lavorare, era stato, mangiava e cadeva in tomato moretta come moglie. Ora, che sogno sempre per la casa, come moglie non si fa niente perché c'è sempre ita. Ma sta storia va a finire, e finisce o con le buone o con le tritte. Amore mio, tutte cose che ti sì, che cosa accattare? Solo che per mio di quando ci sono euro non si può accattare più niente. Usa quando spendiamo? 30 euro. 30 euro? Ma che accattato? Non accattaste niente? Ma niente, che accattato? Non vedo un pacco di cristini, a mangiotini. Poi che accattato? Gioco sono un po' preparato. Poi che buono, un problema nato, per cui devo supermercato a me no. Non aveva soldi e ci prestavo 16 euro. Pure allo supermercato chi sta? Va. Ma che buono, sai che volevo donare un doppio? Sì, e poi si piglia lo triplo. Ah, ma Fiora mi fa Compagnia? Ne va asfissia, che se non ne facessi fosse meglio. Senti, mio, io lo faccio come me va. Lo faccio che ti usa, appiccicusa, ma chi può fare? Sempre me mangia. Cate, di sta cosa ne abbiamo parlato un sacco di volte. Fosse ora di fare ne sente lei. E io non mi la sento. Ma perché non si comanda solo? Che chi ne ci disse 4 quasi la vita che vuole. Senti, un negretta fuori. E che se ci mi sente tante cose, che la mischina non ce la fa dire. E ora io ne fa per annate, ora così. Mia mamma è buono, come un ficero. Se mi serve dice nel faccio e creatura ce l'ha solo una volta all'anno. Nata non fatto, nata ce ne diciamo due, a questo è una volta ogni 6 mesi. Buono una volta ogni 6 mesi, ma non che avere ogni giorno. Ah va, capita che qualche giorno bene. No. E poi recupera, venendo 3 e 4 volte al giorno, e mangia, vive e dorme in casa. E nei momenti di difficoltà che fa si mette in mezzo e io arresto tiso come un baccalà. Petro mio, ragione. Ma che può fare? Io un carattere che sono un gennaio. E poi che
come? Sono venuta dopo 2 anni a sbuttare. Non parlare di 2 anni. Non a parlare 2 anni, così è vero cosa hai manicomio sereno. Ah. Sì. Al supermercato che disse qualche cosa? Sì, tu dici sì, chi sto proprio Cosa stava più? leggendo. Stava leggendo che al supermercato disse la vera domanda. E allora significa che avevo impennato tutta la serata e tutta la nottata, capo. Grazie. Bene, Katia. Grazie. Sì, ma non è che va avere una vita con tutti gli sposini, Katia. Vero, bello mio, vero. E quando è che mi appannaggiato tutto nostro? E quando tomato ne lascia un po' di tempo, no? Comunque, camora Katia, speriamo di ricordarne come si fa. Ah! Pronta? Mamma. Va bene. Ciao. Che era tomato, vero? Ma non solo quando è caduto, ma pure al telefono ci rompe le scatole. Chi ti disse che avevo? Mi ha detto che avevo. Dissi che mi passa sempre meglio e ci vuole fare cambiare un po' di aria. Ai. La questione è buona però. Oh, Non so quando è buono, non so. non è buono. Ma fare una cosa, qualche cosa non trovare. E l'altro sa che facciamo? Che facciamo? Vero. Pigliamo il telefono e mettiamo fuori posto a questa nota. Vero? Ma che dici? Ah, così chi da pensa che un telefono sia preoccupato che parlare, ma ne fa la testa tanta per la bolletta. E Nacio, chiudiamo la porta e rapiamo tutto. Meglio ancora. Ah, così tu piglia, siccome non c'era venuto, ci chiede sono malato, portavano all'ospedale. Lo dico io che va a fare. Che va a Non fare? a chiedere questa casa, non a chiedere. Io devo risparmio dell'affitto, me ne frego. Oh, anzi, appena la per la fabbrica, scomparemo. Me ne frego di non risparmio dell'affitto. Appena apre la fabbrica ne niemo. Ma che dici? Non vedi che per permettere dell'auto a cucciare stiamo facendo per finale veloci? Ma che volessi tu dire? Ma che dici? Se ne vanno più sordi di prima e poi c'è sempre il da mezzo il pedo, va? Senti, ora ne abbiamo cominciato a fare la sa. Ricordate che sempre una nace? Insomma, non è capito. Non te lo dissi, lo tempo che passa dalla farmacia. Farmacia sempre tu. Abbraccio per non Oh, vado che mi sciupati. Meno male che tu sempre di te. Ma no, stiamo alzando sulla tua cassa come un limone a me figlia. Se la tua cassa. Non va serio. E ma avete tu subito che bene ti fai ogni tanto. Papà, non ti dai ricordare la mamma, aspetta tu ne muovetti. Ne sei, Mamma, dice che si sente a buono. Ma la mamma, fino a 10 minuti fa buono era. Che ora comincia a dare il numero che ci culpo io. Senti guardate che ci viene sul corpo per calare non mi dà papà. Ma non ci poteva avere la Ida sto corpo. Mamma mia, non guarda così. Ma tu non pensi la mamma? Di bene a mia? Come Maria vuole non guarda ad aiutare? Oh Maria Pari, lui stesso è un baci. Ti non mangiuccia come mia, lui stesso è lì. Ma magari ci pigliava Ida sto corpo, così le inchiudevamo ed erano tutti felici. Faccio ammazzato. Meno male che viene io. Un signore sa che vitte, che sa fare le sue cose. E poi ma sembra così per te. Tanto, io così hai detto, ma senti, ma camora che la mia, camora che fa di non si può ma non si può fare un figliere perché fa la cuore la mia, di capo di giornata. Io non voglio sciabiare. Ogni volta che siamo qua ci sono sempre storie, ci sono sempre camorrini, me ne vai, ne me ne lo vedo, me ne vai. No, papà. E la chiede? Papà, cae che gliene lo vedo, cae. E di una centinaia di punti. Allora papà, caso, come conosci a mia... Così? Come questo voglio? Io sono Pietro. Pietro sei, Pietro. Poveri, sta cominciando a ragionare e ora comincia a sedere le denti. I denti assieme tale cavallo bianco. Ah sì, tu te quando parli di guardare che apri sul corpo, pare che
casa c'è una bella stufa. Così tu? E che dove andò, Pietro? Che dove andò? Sì, caporziola di casa, a così. A chi senti, a chi non senti, a che capisci, a che non capisci. Buono è a così, a mangi è buono. A così vai in grande mia. Senti, alla casa così, specialmente quando siamo soli soletti. Ma se sono sempre caro un breve scatolette, va. Perciò la mamma, organizzamoli, perciò io volevo portare qualche cosa di mangiare. Però ne scordavo un borsettino e non potevo portare niente. Tu la spesa la facisci. Oh, se casomai mi manca qualche cosa, ci mandiamo a Pedro. Pedro, tu non da scandare con mia. Sì, una caccia sogno io. Vada a stare tranquilli e sì, una caccia il suo pezzo di colonna. Vada, sì. Assicuro. Tanto, si può. La madre, la vera che ti dico, si può, non devi mai stare fino a cane. Ma così ti levamo pure dire e vedere. Cosa bella! Tanto, che ti pare? Quanto può durare questa casa integrazione? Finisci prima che tu ti metti a travagliare. Sì, prosto, Ma, sempre, allora che dici se mangiamo tosci con la maionese stasera? Tosci con la maionese stasera? Ma che ti dici dentro la mamma? La maionese di sera che è grassa e poi chiamano due cicli. Un polistirolo. Ma se ci volete a creatura chiamare di qualche cosa che non possiamo uscire? A me non mancherà più niente, tutte cose mi scendono. Ma che è questo? Ma che mangiate un fasoloi? No, perché ma c'è un vero, ma c'è una puzza, ma qui c'è un denaro nasci, ma che fai tu? Io? E che faccio queste cose? Io queste cose non le faccio! Sì, vero, me l'avevi scordato, sì, vero, il continentale l'hanno tuppato, ma se quello era non scappato a denaro nasci, che ma fare lì? No, allora facciamo una cosa. Andiamo a prendere la cancelleria e pigliamo qualche cosa già. Mamma, mi dispiace che questi soldi li stai dicendo tu, ma quanto mi dispiace? Tanto, vedi che la testa c'è una balata, c'hai, ma vi abbiamo un borsellino. Ora lo piglio e voleva scordare il capo tavolino. Ora lo vedo con questa mano che questo lo poso, che io fa lei, avete un mese che va avanti questa storia. Ma ti sei spiritoso? Me senti qua, io vengo qua, a me scappi me figlia, ma queste picchiette che sta a fare molto, come tu lavori? Ma se non venisse fosse pure meglio, va, sentisse Ma che... che spirito suoi? Capricciuto. Ma, senti, tu, per favore, te ne va? Ma te la macelleria? A partire dai. E che devo comprare? Mi ha un poco di figa. No, mamma! Figa tu di sera? Ma dacci un po' dalla panza e una mala decisione, capito? Un figa è pesante. E allora passo in pizzeria, da cazzo di pizzeria. Però parte da mia, semplicissima, con pochissimo pomodoro e pochissima mozzarella. Però, mi ricaccio la tira qui. Mi sogno la lavori con pochissimo pomodoro e pochissima mozzarella. Dica se non ce lo dici, chi tu ci si mette a così assane, a me mi vede rovesciare tutta questa mozzarella. Mi vede di rovesciare, a me non mi piace, c'è cosa che fa una costine. Ce la dire. Sentiste qua? Oh, io la mia pizza me la piglio china di mozzarella. E non solo, ci metto un melanzane, peperoni, cipolla, spinaci. Allora, chiede. Mia, ci può mettere, troppo buono, però ci può mettere troppo buono, portare che a mia e a mia figlia me la fanno normali e pulita. Certo che però ma si troppo, ma troppo chi? Troppo esagerato, oh, che m'ammazzo, ora come le vita ammazza, lei sta della luna con una mazza. Nemmeno per. Di accattare qualcosa per mangiare. A cagare? Ma con la cipolla pura. Che la fa dura? Ma facciamo caso a mangiare la cartina con tutte le pinne sotto scazzate. Pulì! Tazzini, pulì, tazzini! Come tazzini! Uno vedi come ti fa sempre più parlare! Come te la
al mio un po' tanto di compagnia. Mamma, tutte cose che dissi, tutte cose che detesti, e chi va la mamma? E vieni a fare sacrifici di cui come una figlia che bene ad aiutarti. Niente, ma tutte cose dice. Meglio così, perciò la mamma. Che dicesti tu? Si stasera, gli furcasti in bocca. Nato Sandaletti però, che bella mia. Io per mia mi potete furcare in andella. Ma dopo che boh, mischino, anziano. Che dici tu? Ah, io so qui di tu, facevi, però ti volevo dire una cosa. Che vorresti tu dire questa frase? Se la prova a contare che una Sandaletti è sempre tuo papà che ci ha furcato. O sbaglio? Io e mio marito una volta sola che ci ha furcato. E quando fu sabato con vittima che non ne ci toccavano? Ma qualche cosa può succedere come nelle nasce. Uè, avanti! C'è permesso! Tino! Mare! Sì, un giro. Non ballerinaggio! Mare, se sono qua, certo che sono tornata. E quando è tornata, signora Ieri? No, un'ora fa. E come una vera vicinanza di casa, sono venuta qua a portarvi un ricordo di Padre Pio. Vedi che bella vita. Grazie, signora Tina, grazie. Che bel gentile, pure! Uè. Da lei che mi porta la signora Tina, che bello! Ma poi sarà lui. Non se la poteva fare la barba, c'è uno scherzo. Via, miskinaccio, ma certo che devo andare a cacciare sul corpo, pare che la vita a metà, Mi stai pisciando. Cazzo! Mi stai pisciando. Guarda, pensaci tu sei capo papà. C'è la signora Tina che fa la struttura che dici. Ma che è? C'è bisogno di dirlo. Ma te non lo sape che aveva una parecchia di ora che non ne vedevo. Tu vieni in casa di te che mia che parlare, tu ma. No. Sì, ma. Guardi l'ora, mi basta, guardo. Eri la testa a casa, ti pintava sempre, mamma. Quando arrivavo con mare. Per tutte le persone, per tutti gli animali. Mamma, pure loro sono creature del Signore. Mi pesciavo nel nodo. Mi parti il tuo morito. Vieni con papà. Vieni con papà. E allora non ci ha bucato. Ma ti ha ragione ogni tanto che dici, va. Ah, che poco, ma che sta quando non ragiona, che quando non ragiona. Si dice così, è un pezzo, Ah, comare, non pigliamo il suo tasto. Ma se no piglio un sacco per le cuoricina e allavando tutte cose. Ma comare, sempre tu l'ignuto e sapotelli sta ammazzato. Ma non mi date una macchina, sto per venire a dannare la vita mia, ma non ne vinni. Ma io prima di partire in una predica ce la feci. Un giorno lo trovavo solo sabiti. Ti va a farci un discorso con le giumma. Partivo, ma non ti potevo raccontare più niente. Ma mentre era già la comare, ha visto fatto l'ali per venire a raccontare comma. Comma, e che ci dicessimo con Damillo. Le solite cose, comma, non c'aveva detto le solite cose. Ci dissi Petro, non ti lamentare, che una soggina d'oro. Falla venire quando vuoi, che chi già lo fa più bene. E io gioco che ti disse. Stai per vita, com'è? Beh, sta ammazzato. Mi disse che prima eri tu capricciosa e lamentosa. Ora mi dissi pure che sei peducchiosa, com'è? Io peducchiosa sono. A chi adesso peducchiosa? Ma speranzino, ma il rimorso di coscienza ci va bene, non ha potere curioso la notte. Io com'è? A tia, le volete un consiglio mio com'è? Venite caintra quando volete e quando volete, perché la casa all'ultimata è nevoscia e la figlia vedemma, ad ascoltare a mia, c'è da fare un burrillo l'osso dello fegato, ai tuoi stessi, le come da mozza come c'è da fare pigliare. Ma ora vengo incassati prima, ma c'è a fare pigliare bene come da mozza come sta ammazzato, com'è? Ci dissi Petro, rispettila, e suocere così ce ne sono poche e niente. E gioco i giochi tedeschi. Mi dissi, dici che sei troppo, che bello polentone, furiosa, gelosa. E rognosa come? T'ho ammazzato io, rognosa, tu,
considerazione, comma. Ah, che sono Comma, a voi che sapete? A che va a fare capire una tutte cose alle cristiane, comma. A voi non lo sapete quando mi cosciano a me, la zizia solo lo sapi. E a me si caga che non capisci più niente, perché mi hanno detto delle cennaviano essere senza numero e fine. Non capisci? Tu pare benedetto, comma. Che da dire, pensione, accompagnamento, non mangiano più, no. Mamma, voi mazziate, buono. Che buono. Ma non lo vedi? Che oggigiorno sti figli che avevamo desanurati, tutte le sacrifici che facevano ai genitori, ne li vedono. Manco la ricompensa, non ho con me, non lo sai che tu sembra così. Che va cercando con me? Signore, Mammi, guarda, cavata, ora papà insieme volattia. Comma, ma io vi ho chiesto cagamola e insieme. Ah, ma scusate, comma, prego, comma. Ah, siete un poco con la signora che ti racconto una. si dice, marito che si vede, si comanda, vero? Giocate quando ha peccato, ma è sempre per i piedi. Tuo marito pare capire la gioia con le pedoccie. Vero? No, signora Tina, che dici? Di accattare due pizze per mangiare. Ma, certo che meschinazzo Andura ce lo disse a tua madre. Ci disse, vero? E che ci disse? Ci disse, non niente, non già essere nodo papicicusa. Falli sperare a dei picciotti. Cerca di venire meno. Anzi, lo vuoi un consiglio mio? Tu a tua madre, rapita, la metti in avanti e ce lo dicevi lei, ma ci manca sempre per ripetere, non già stare, no? Tanto siete sempre mammuzza e figliuzza, neanche ancora capisce i reati, sono sicura che la faccia la facete. Signora Tina, lei aveva ragione, ma io come faccio a dircelo a mia mamma? Chi non capisce niente? E io coraggio di dircelo non ho. Signora Tina, quanto soffro per questa situazione, ma quanto? Quando lo pregavo io a Padre Pio per questa situazione, ci disse queste parole, ci disse, Padre Pio, fai che mia comare facci respirare questi poveri picciotti. Signora Tina, buonasera, buonasera. Bellezza. Ma le pizze non ne sono? Chiuso era quello delle pizze, accattavo un pane, chi se c'è? So che c'è mangiamo, che poi vado. Ma la padrona di casa dov'è? Allo bagno, come fa? Sperando io se avevo bisogno. Viti, vai. Pietrinello, siedi un poco con me, con la signora Tina, scambiamo le paroline. Deve essere proprio necessario. Dai. Ma io piuttosto vorrei sapere chi ci disse a lei, Padre Pio. Senti, io sulla parlava, però lo faccio di me comari, ce lo disse. E che ci disse? Certo che sta me comari è troppo assillante, gli è che lavora, ma non lo capisci che ti sta consumando, ma non lo capisci che ti rovina il matrimonio, ma quanto devi darci un tuo moglie? Tony, senza fare le fatti dopo. Certo che di quando la ragazza ti svolgerà per i peli, e di tutto sono bene, Signora Tina, chi si sono fatti no? Sai che è sta cosa? Così. Io senza malizia lo disse, venuto bene lo disse. Ora finito di dircillo a me comare. Ci dice tu niente, non già essere no troppo stellante. E io che disse? Dici quanto è vero? Anzi, quando dare, che dice che si incassa le creazioni, mi dice che ci fa spendere un burdello di grana. Io? Tu, però vedi che per io. Signora Tina, non si va a preoccupare, non si preoccupasse. Bello mio, che non posso dire che mi può venire figlio. Mi dica io, la signora Tina, se avrebbe avuto figli, li avessi lasciati liberi, ma liberi. Gaia! Dimmi, che vuoi? Ma che sono ancora un gabinetto? Ma che stanno facendo insieme? No, non vedi come parlo caparone. Ma tutte cose che schierazzi ci vengono, ma per tomare maneti ci avanza. Catiuccia, senti a mia, faccia fare un po' di limonata. Signora Tina, o non la va a chiamare Catiuccia, mi dà una fastidio. Oh. Ma comunque ti fare faciti. Non so, io voglio piare
Ecco, Mi raccontare da poco di Savanir. ecco. Un Savanir, la raccontare alla moglie dei produttori, io non lo posso fare. Nani, la raccontare alla moglie del maresciallo, perché io non lo trovo. Nani, la raccontare alla moglie dell'avvocato, perché questi porti che si sentono dire, perché io non sapeva, ma non posso trovare, non posso avere più sogno. E Nani, la raccontare allo padrino, perché io non lo trovo sicuro. E a sua moglie, rende. Mi fa riparlare, si spirula con una lavanda uno schifo, di cose che si sentono dire. Signora Tina, senti seccare. E alla moglie di Rosina, rende. Cadeniti. Ma le lingue dicono che ne ha due noi, due. E tu che dici? Che la signora Tina ha una particolarità? Ha una signora no? Ne faccio queste cose. Oggi ho visto di nata, che sta giocando di dentro, ma cavolo, non sta la gente. Hai una moglie rispetta, pulita, sistemata, che va facendo un balzaccio alle strade. Non mi pare parlare, lo faccio io quando mi a fare io, lo faccio io quando mi viene. Oh. Guarda, chissà, il limolo porco ci può fare niente. Però almeno lo capivo lui la domanda soffocata. Lo sentisse che disse che se avrebbe avuto figli li avesse lasciati liberi. Disse? Sta zitto, che la senza quanto me mandi sette. Facevo storie turine. Ma quale storia turine? Quale storia turine? Quale romanzo come questi? I promessi sposi e la mala suocera. Prego, con un poco di pazienza, tu staremo tutto. Ma quale pazienza il pazienza? Io già, finestra. Aperta, tutta presa aperta, ma guarda, non si respira perché sto soffocando, sì, non ce n'è. Oh. Capisci? Ma come capisci? Oh. Senti qua. Intanto, abbraccio. Non mi abbracciare Catarasi, di sicuro, dai. Sì, come si? Pensaci. Ogni papà. Andiamo, grazie. Andiamo. No, come si chiama chi c'è? Aiutami, Nagi. E devo Germania. No. Intanto si chiama Indero Germina. Chissà come va da Ma com'è possibile che ogni volta che mi fai appiccicare le chissà le fa spiccicare? Com'è possibile? Ma di sicuro ha qualche microspia appicciata con drone, di sicuro. Ma chiamo? Oh, mio. Tuo papà già in permesso, chi spara a certi turbati e ci lascia un yomar di mucca. Ma perché chiaro? A chiave, non sa chiave, quando ha così. Dice parola qui ci vengono avanti. Allora papà, come sei? Come sei? Così tu. Come bisogna? Pietro, lo primo di tutti, ci pensa lo primo di tutti? Ah, io che sono io, o secondo, o premo io me ne macogno. Non ti scordare come premo col re. No, passate lo prego, ma... O vedi per mandato ammazzato alla spasi, ma vedi? Lo commediano, non va apposta lo mandi. Mettiamo. Sta sbarbando. Ma no, ma stava a fare per farmi gli altri, ma sperativo. Non so che fare. Vedi che se un rimedio a questa situazione non ce lo trovi tu, ce lo trovo io. Oh. Mia mamma non parla così, però te lo disse. E tu lo ripeti al re, non sarà mia, tu all'assare sarà mia. Che io sono sua figlia, e tu sei tu fuori. Come andiamo a fare la cosa a poter vedere tu? Mia, se tu impazzisci per me. Ma non impazzisci, ma che ti interessa? Che ti interessa? L'importante impazzisci. Ma abbracciare Catrasi, di sicuro. Ah, mamma reggia, arriva sempre un mescite. Giornata. Ah, mamma reggia. Non ne posso più! Non ne posso più!
compagniero va a carnotecca. Vieni qua! Mostra che c'entra che sei pure tu! Ma tu ti arrivi a Natale! Ma la dici, si saleva ma ne compro io. Ma sto stravalata perché ti tutti in da dentro! Ma non di un padre e di un figlio! Ma come si fa a essere a così? Ma... Vedi? Signore! Ma no, porta su! Ma che succede io? Ma che tu non esci curioso? Un po' come scendeva le robe, ma donavo di tutte cose. Una. Ti cagati a casa preso, zio! Tua figlia caglia da preso, G. E io non la vedi? Ti pare con matti capaci? Mentre io scendeva le scale più belle le cadivia. Basta io idra. Sì, punto nero, La puttana viene, a mare, signora, a mare. A mare. Questo tempo, a pescare. Ma va a pesciare, Dove? Ma no, Se dai a scappare. ma che? Se vedi sentivo non posso stare. Se vedi sentivo un rumore strano, facciamo che ci sono fatte la fantasma. Beh, ma può essere. Ma come si dice, bella mia? Non ci credi, ma guardati. Non ti ricordi? In giardino in cucina. Da casa cangiare i piatti. Non mi già non ce la puoi no. Non posso stare. No, non c'è ca. Le menate non hanno mandato poco fa. Chiedo non ne conto con ma. Aspetta, quando ci vedo bucci, ne dai sottane, quando si secca è finito. Ma e cavoli, vedi chi e comincici. Ma aspetta a vedere, quando lo metto una bolletta, ma Non ci stimo. Ma che siamo la sera io? andiamo, ti faccio fare un pisolino. Un pisellino? Non mi sento di fare Io stare qua! Andiamo un momento a finire, non faccio delle cose, manco le corna. Ma sta ammazzato, non vedi un capito da chiave? Ma se chiudo, mamma! Lo vedo. Ma che una pazienza canucciolare. Ora, quindi potete dirci la gioia nel rubeto. A me ci parlasse. Beh, ci parlava. Si falla venire quando vuole a casogna. E chi non fa tutto bene. E tu che ti dici? Ma mi disse, ma lo solito. Non mi merita, no, compagno, non mi merita. No, io lei non guarda di più con mia. Ma non c'è bisogno manco a dire queste cose alla mare. Quando pregavo io, grazie a Giovanni Girotondo, qui sta casa, questa che di tranquillità, questa che di serenità. Ma cara mia, la cainda non ci vogliono manco i santi, questo taglio di niente che ha, che non serve, non è cosa, no. Ma, sentami, io, la coscienza, ce l'hai, che strelucci, li sanno, lo sanno, tutti cosa sanno, lo sanno, l'azione mia e l'azione sua. Arancia, posso Quindi vai, ho di ora che non sta a campare su caralla, e vado a sapere che parlerà, perché io sono stata buona, non c'è una carta di vita non fa. Però prima, che lei è stata basta, allora pulire. Dunque, dai che bello, come ci vieni? Dai, mangi di pensare, ma papà, rassegni, che ti quando che ci via sul posto, ma la tutto che la verità, ma che può fare? Ma la metà, tu dici a metà, a vostra metà buono, musica, una cucina, a metà da buttare, a metà, a metà, di cacà, provo caputa che all'altro funziona, ma di cacà come l'indice, come ci partito, Luca Nito Murillo, Che cosa? Che di cacà non funziona più? niente, niente. Arrivederci. Ulipusa dumesci, via. Miskin, omuci beni, uli. Chi era? Un cavallo era un cavallo. E ne facessi battaglie, ma solito, usceri,
La pensione me la fa più, tale che bella ne prima canta voi, che bello! Passi tanta cosa, passi. Su poggia, un mondo su poggia, pinno e voglio del rigiro, nel di suo voglio, che lo sai giù che canale che c'hai. Mami, papà, dove? Posso, papà, dove? Dove? No, Nengi, non assolutamente che mi esogera. Insomma, io caro bene come che la domanda che ha capovolata in questa casa. Oh, ti saluto, mi fa dire che mi ha portato una stai morendo. Ah, mia. No, non vengate a detto. Non Mariero. L'aria di mare va bene. Ma sicuro a posto? E poi secondo io oggi io non mi vedo. Oh, Nagatia, e mi sembra il caso, io ho nato solo la vita, sempre pedi su. Ma io a casa la vedo un po' stanca, non sta ci piace. Ah, pari stanga! Oddio, dalle prime momenti che i picciotti non erano abituati. Ma ora, lo sa appena mi vedono vedere, c'è tuo cognato bello, calocchi, ci arrivino appena tutto, come mi vuole prendere. Oh, come mi vuole prendere, mi porta in ghianda di mani mi porta. E ti guarda, ti dico un'altra cosa, casi, un meglio ignorto, sai che fa, mi telefono, e mi dice, ma non vedi? Ma se volessi con la vostra libertà, ma mica va a fare la seconda, lasciamo perdere che è meglio, va bene? Che fa? Te lo scordassi quando venivamo ogni giorno? Sì, venivano. T'avevano a casa. Alla sospeggiato! Che fa? Te lo scordassi? A fare una nuova casuzza, per zia, per farti compagnia, per vedere ogni giorno, a fare una nuova casa, a fare una... E come lo potevano scordare? Ma come? Certo, ormai ora sei più grandioso. Lo so, avevi più bisogno di tia. E io proprio per questo motivo la uso la mia libertà. E quindi non ci devi che salto solo ma tutti tu ma state a 5 che faccia vedere che faccia Vabbè, per vabbè. nuovo capire. Io non voglio capire rendi viola. Ma che viene Luca? Mi pare che era passato a mia? Io non voglio capire rendi viola. Viola e Manlobo. Sempre la stessa. Manca già, bello, manca già. Volete di mia? Io a pensare che sia, a pensare che tesoro! Io non ne posso chiudere, non ne posso! 30 luci ora c'è da tuo pane, 30! Ma che si passa 30 luci? Devi chiudere, me, non lo stesso, papà. Dorme, è andata via, mi cummia la testa mia! Mi Andiamo cummia pure un po'. la testa mia! E basta ancora così, ancora così, pigliatemi da chiaracqua, pigliatemi che stai morendo! Pigliatemi da chiaracqua! Ma signore mio! Pigliatemi da chiaracqua! Ciao! Addio! Dammi la mamma! Che dici? Ti vogliamo toccare con papà? Ma preparo il letto? No, la mamma! Non un letto quello! Ora figli! A perché vai giocare? Perché pinelli? Tutti quasi pronti in cena! Senti, a proposito di parlare, cerca di risvegliarlo. Sì. Uline! Bello mio, mamma, l'ascolo d'oro! Bello mio! Uline, Uè, arrischiati. hai sonno. Di Gucci sono. Sonno assai. Le bocce. Ma non vai alla casa a giocare? Le bocce? Amonizia, aiutate secreto. Da leva, la pagano! Vuole bene accettare. Mettete tutti i piedi! Che bello! Mettete lì, là, che vengo quasi la verga! E state tutti i piedi, umilianti! Mettete là, che vengo quasi la verga! Che ci può fare? Poi, veramente, tu non ci credi, significa che non ci ha passato, guarda, perché è una cosa incredibile. È un dragonato dicendo che non veniva. E invece, per capire. Non ti capisci, ma è Cioè, va, quando mi ha spiegato le cose.
Tu avevi dato sogno a mezzo di bene, però non devo dire, ma come facessi? Come facessi? Che cosa? Spiega! La moglie no. Alla buccione cognato, certi voti mi erano cesso. Ma non c'è. Sì, poi non ci va più un cesso e più veloce della luce. Ma pure di casa mia, in 2 minuti hai sbacantato tutte le cose. Allora, stanno dire giuste le cose. Ma come faceva da allora? Ma quando aveva la sciorta! Ma quale sciorta che ce l'avevi sempre suo marito, ma ci non ti dava niente. Veramente ogni tanto ce la faceva vedere io. Ci dava il cioccolatine che una in casa di magnesia. Solo capì, e ogni cosa è chiusa. Allora io non ce ne posso dare. Ammetta che una cosa perché non c'è da dire, lo cognato. Sai che faccio io? Io il telefono abbonato, amico mio, ci facevo un scherzo, ma proprio che te scherzi buoni. Buono! Di che parlate? Ci puntava la nostra esperienza. Isabella, siamo consumati, manco un cioccolatino ci potevo dare più. Ah, non vi capisco, non vi capisco. Grazie, sono casa e parla non capisce, va. Dimmi una cosa, io che vi sto a fare? Sentimi la sorella, io manco all'inizio giocavo al coraggio, però io me la pigliavo davanti e ce ne inizi 4, 8, 12, tutti quelli che mi dicono. Facciamo pure 13, va. E qualche bel giorno capiterà che lo faccio pure io. Sì, qualche bel giorno. Ma non può essere che abbiamo sei. Ma però mamma così è, lamentosa. Capricciosa! È vedo chiuso. Però sempre nostra madre resta. E con tutto l'amore che ci potremmo avere, nessun significa che non mai rovinare la pace e la serenità. È l'amore, Isabella, che non stiamo scordando, non si fa, l'amore. Ma tu che pensi? Io pure ho giudizia. Sì, ma se vuole buono è meglio. Perciò. Sì, fate tutto. Ma se non ce lo trovo pure rimedio, ci lo trovo io. Ma quando abbiamo sopportato addio, ne abbiamo passato la boccione. Guarda, manco chi succede, manco chi. Ma ora che fanno? Che fanno? Spero a cadere. Come mai? Secondo me lo fanno apposta, poi non sai. Tale Isabella, la monica la doveva mangiare. Vedi, Giuseppe, la mora ha visto 2 anni, invece avete 6 mesi. Ma che da dire, sempre le stesse cose da dire io. Caro sto verso, manco che succede. Mira, tu cognato. Quando tu da arrabbiare, fallo e basta, mettiti là davanti. E monete va. Ciao. Hai capito, moglie? Senti, Hai capito? aiutare. Ma io ti aiuto. Ma tu aiutare a me, a questa situazione per una buona volta finisce. Vabbè, sai che ti dico? Che? Stasera dobbiamo andare a Pontevano? E quando mai? Siamo venuti mai in Capoletto? Piuttosto, andiamo a mangiare o no? Tanto, io non fame anche. Che bella cosa! E che manco mangiare si fa più? Ma come a ferca? Dormiamo, va, facciamo sul divano, come dici tu, e poi. Ma Non ci credo, ma dove su? Ma cosa mi dici sta lì? Io Che guardo. tardo! E da mezzo il pedo non c'è! E allora ti fanno a Pontevano? Aspetta, va controllo! Aspetta. Madonna, ci deve andare 60 minuti. 60. 60, 90 anni, che siamo sicuri. Dai, 60, 90, ma cavolo, ma che è? Non si mangia stasera qua? Che schifo! Dove andare? Ma che è? Senti, ma dammi la coperta, stai morendo di un freddo, Gaetino. Non ti freddo! Guarda la figlio. Un veleno ci vuole, non le voci. No, tu ti sai sta bene, sperattino! Basta situazione va a finire. E finisce ora che hanno abbandonato. Mi facevo questo scherzo una volta per tutte. Allora. Faccio, ora faccio tutto. Che sono?
Allora, facciamo un letto e diamo una cuccare. Dormiamo, dormiamo. Domani mattina. Io ti dico, domani è un altro giorno. Come ti trovo? Ma penso che ora si niente. Tardi. Ma chi ero pure ora ti simuliamo? Il potere che dormiva io. Ma semmai puoi dire che ero in uno stato di dormiveglia. Ma no che dormiva. Ma come si fa? Ma come si dorme? Poi stamattina passavo che davanti e ti giocato con un casino di cose. Si può dormire così? Non si può dormire. Ragiona, questa storia va a finire. Questa parola mi fa sacchianare tutte cose. Certo che però, io con la direttrice ancora un po'. E con questo ma non c'era per tutte cose. Casa, una cosa la va a fare, la maestra dei giri. Che intenzione ha? Che intenzione hai? Allora, andiamo a fare una cosa. Bella, 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 così che entra non ci viene più visto. No, a me me la devi scusa. Katia, io a dirti la verità, ancora nel principio non lo faccio più. Però avessi tipo uno scherzo, che stava a scandare, ma stava a scandare proprio buono, così che entra lo vede e non ci lo mette più. Capisci? Cioè, si producando amore. A me così è sicuro che non è più, quindi va qui io, Katia. Però una cosa non so fare, è così. Oh. Arre, io voglio capire. Ci facciamo questo scherzo. Tu, che tuo padre, non ti scandare, e chi hai correnti diciamo a fare? Ci diamo le luci e dormi. Solo che domani lo scherzo. E va. Però ricordate una cosa. Ricordate una cosa. Caso scherzo non avete ricordato. Chi sempre me mangia. Ho capito che sei domani. Però che buona, ma fare questo scherzo, non è... Ma così non potevo camminare, non potevo ir avanti. Oh! Tanta? Chi è? Va bene. Va bene. Va. Perché domani però... Sì, però stavolta, a dire la verità, non sogno manco tanto pigliato a male telefonato. Un sogno tanto pigliato a male. Perché c'è questo scherzo e l'accusiamo per me. Allora io vai in ninja. Capisci che la mia faccia le pezzi di testa. Ora magari ci scoppiasse la testa. Sì, meglio ancora. Ma chi capisce? A me piace con le pezzi di testa. Ma tu cosa ma che dici allora che non mente? No, venno, sì, venno per mangiare e per dormire. Io non sogno sicuro che mangiano e che dormono. Senti, tu lo dici ancora e tu lo ripeti a re. Un buonissimo deve essere troppo pesante. Katia, lascia fare mia e ha donato. Mi ringrazierai un giorno, Katia. Vale, per ora senti di cose. Io me ne vaio e poi mi conto tutto spirito che ha più entraste. Dai, guarda cioccolatini, avanti, avanti. E buongiorno! Donato carissimo fratello mio. Ma stava pensando proprio a te, anzi stava proprio telefonando, ma vedi ogni tanto che di fortuna l'hai con me, ma vedi di cosa. Donato, ma la signorina chi è la mia tua? Buonasera. Vi presento la mia fidanzata, Lucia, che è tutta per me. Tutto per dire, che volessi tornare a dire, io sogno maritato. Sogno contento da un altro che facesse zitto, però questa è una sorpresa. A ieri mi disse non c'era zitto. E tu oggi sei zitto tutto un secolo. Oh, mi è capitato con l'articolo, sono morti, ma qui io ci credo. A ieri ci vedo nella casa. Dicevo di dire. Lucia, per cagare il bisogno. Quella Lucia che si chiama sicuro. Mi ferri e mi dai. Mi dai a me l'occhio così. Mi si conosce. E conosce. Mi presentavo. Ne conoscevo e ne dici così, cioè, sono tutto un po' meglio, però picca, non è che sono buttato bravo, subito, sì. Allora,
Bravo, sogno veramente contento. Sogno contento. Assetto, te l'assetto te. Signorina, d'accordo, signorina. Donato è un mio migliore amico. Quindi, chiama la Lucia, quando sentiamo che tutto più milione da andare, tranquilla sta. Io non la conosco questa picciotta, che l'aveva visto male, la posso chiamare Lucia così, ma a qua per te. Insomma, ti murio, la prima cosa che ci ho domandato. Mi dispiace, mi dispiace. E suo padre? Sopa, arrivate suo padre! E vabbè, cose che capitano. Mia madre morì di crepatore, sto Dio. Ma solo a mesoggia non ci per rimanere. Da cognato, ma fece scandare assai. Ci venne un corpo e morì. Proprio chi ti faceva morrisse qui in mesoggia. Signorina, mi contasse sto fatto, va. Zucco, che ci dice signorina? Chiama la Lucia che sono ben mia, che sono da affrontare, cioè. Va bene. La chiamo Lucia, Lucetta, Lucetuzza. Abbassa la punta sta storia. Ma sai, caso manco qualcosa oggi, la stessa pasta l'hanno fatto. Che fortunato, ma quando sei fortunato, Donna? Ti levassi a tosoggira di mezzo li vedi, prima ancora di mandarvi. E poi la lecca. Ci n'era nata, precisa, spiccicata a mesoggia. Ma Lucia, tutta questa storia che sono più veramente troppo interessante. Mio cognato non ce la faceva più. E me sono manco. Erano proprio arrivate. Vabbè, ma chi scherzo ci dice? La stessa cosa che mi ha pensato Lucia, tutta soggira, lo stesso scherzo siamo a fare. Vedi che funziona, funziona. Piccio, appena mi maritato mi fa un regalo grosso. Stai tranquillo, beh, la sapata mia Lucia è tutta per mia. Stai tranquillo. Lucia, ma sto tuo cognato deve essere un tipo. Sto tuo cognato diceva. Sto tuo cognato deve essere un tipo intelligente, esperto, già lo senti, mi fa simpatia, ma onestà, non niente. Non c'è mio cognato. Partì, vero? No. Morì qualche giorno dopo per un rimorso. E tu solo? Me solo si gode la vita. Ora, vedi, lo vedi quando voglio puntare io sul discorso, ma ormai visto che l'ho fatto usare, per dire ciò che penso. Secondo me è meglio che tua moglie ricada e che ci faccio male. Un io che va a fare danno. Ragione, ora telefono a Isabella, mia cognata. Telefono, chiama, così domani cominciamo con le apparizioni. Telefono. Ma che capisci? Ora va a cominciare subito, se no non abbiamo fatto, stanotte cado, andiamo all'estero. Allora, bastano 2 lenzuola. Ci faccio buche per gli occhi, la bocca e il naso. Però, per il mio, sta rovinando le lenzuola. Ma che mi interessa a me a dire lenzuola? Buche ne potevo fare 2, 4, 10, 49, 50, l'importante è che questa situazione finisce. Aspetta che è troppo furioso, sì. Prima mi farò un battolo. Chi? Se non ci stai. Un io che qui si arresta così cavero proprio da pigliare con mia, perché mi lavo le mani, non voglio sapere bene. Si ci arresta. Oh no, ci va a restare, lei l'abbiamo fatto ancora. Va, aspetta, andiamo a organizzare nada piuttosto. Oh, io ho qui con le lenzuola. Padre, ci faccio tutte le buche capoliti. Io a mia moglie ci dico, ma corcati di Isabella, non facciamo caso scandalino. Oh, poi, quando per me sorgerà, io ci faccio tecchia di scena, vado presente con le lenzuola fantasmi, la faccio scandare, vabbè, va più. La mia se ne trova. Questo picciotto è proprio rovinato. Rovinato? Non ti ha detto che è disperato. Però tu a pensare una cosa, che se tua madre arriva io non come mai in questo stato. Peggio. Ciò, caccio solo le lenzuola, si dica fanno ancora ore da morbidente. Ci vado a fare sente, a così chi da si convince che le fantasmi sono venuti in sta casa. Prima che lo scordo, se no non va niente. Siete di nonni, cosa per Caterina? Lascia fare a Nana, lascia fare a mia Lucia, che tutta più mia, ti senti scandare. Da domani si libero. Ciò che... Ma io credo che grazie assai, grazie. Tu regalo vero grosso lo pazzo. Non facciamo prendere. Amuccia, bene, amuccia. Ma che sto scherzando, rinesci e a rinescere. Mi levassi un viso di gloria, una casa, ma quale casa? Un palazzo. Ma quale palazzo? Un grattacielo. Allora, quella tu qui, allora, a Camora, una grattata malusa. Signora David, che è? E adesso, che c'è? Beh, grazie. Adesso,
anni. Già, e come mai sei venuto solo? Pietrinella! Signora Tina, ce l'avevi detto 50 e una volta. Non mi va a chiamare Pietrinello, oh! E vai, va bene, va bene. Sta gira per la mia che sei troppo nervoso. Ne vai. Se ne va bene. No, ma scusate. Sono stufata. Basta. Signor nervoso. Ma signor nervoso perché ha una parecchia di notti che sente un rumore per ahí. Chissà, che può essere? Rumore. Non ti devo c'è sempre donne per entrare. Sta attento. Perché chissà per mio è una casa antica. La casa da sogno non vede mai conosciuto di Ida. E come ti dico nelle case antiche qualcuno c'è sempre. Ma chiaro, ma che dici? È una sensazione mia perché sogno nervoso, sogno stressato più mi soggira, chissà. Comunque io saggio che le donne si manifestano quando non hanno qualcuno dalla casa. Che tutto è bravo sei. E poi io c'ho a dire una cosa che non ci credo, anche se sono assai che non ci credo, guarda. Non ci crede? Dilla a tua sogra se non ci crede. Ma di moderni siete che non credete a niente. La grande dice che ci credevo. A lei che conduchista non deve condurre. Una volta, non mi conto però. Sì. Una volta mi patrò dinga della mia cucina in primo. In primo, parente città mia, in primo. Ebbene, già dinga non mi ci volevano, no. Le donne, come tu macicciavo, mi va a fare un occhio verde, un bianco e un naso russo. E almeno si vede che erano italiane, va. Questo che non so, mi permetto, sono la migliore vestimenta di sta casa. E certo, come tra se ne esce lei che entra solo mi soggira là sopra, va, amore. Mia moglie di capire un momento. Ma se non se la merita, no, se lo merita. Ma come esiste? Ma non lo capisci di sta tutto umano, Quando la finisce, signora Tina? Ma beh. Per dirci la verità, ci stavi pensando, va. Tanti che delicati che non ce la fare in qualche giorno, va! Ma se non sente manca un parrino, che va a sentere a lei, va. Mia mi sente. Sono ottimo! Il nonno di tua suocera! Oh, la Marina, la donna di tua suocera! Tu! Andiamo! Giulietta! È più donna di cosa insopportabile! Non lo vogliamo! Ma io non ci credo, non ci credo. Sacrina che sbaglio! E che mi cambiamo! E ciò, ma funziona. Pizzica. E va a bucciare, quando quel mesoggira ancora più salta per riscaldare, va bene? Oh! Ma da lecca, ma funziona, ma tutto nato dello sperto. Sveglia! Non più che morire e poi c'è poi a rotonare io. Sveglia! Allora svegliamo! Oh! Oh! Pietro! Pietro! Ma non so chiamare qui. Oh, non ci credi tu, no? I fantasmi veri ci sono. Le donne che ti sagra si vogliono evitare. No, ma che dici? Tu tempo non accidenti. Non me ne vado, che io sono morta. E non vuole capitare. E questo oggi la comprava sto coso. Chissà che non la famiglia. Ma che me la sa sopra questi fantasmi perché vi ruolo? Che cazzo faccio io? Loro si manifestano quando vogliono. Che sulla prima le musiche. Funziona, funziona. Ma sto regalo vero grosso che lo fai in picciotto, vero grosso. Avanti, avanti. Pedro, ma che succedeva? Vedi la signora mia che va correndo, che dava voce, parlava sulla una pazza precisa. Non preoccupare, Zampella, non preoccupare. Meglio così che tanto non ne fa.
E non è che diceva curriti la sua. Allora, ci ha assettato, va. Ha assettato e capito tutta la storia. Ma che sta aspettando, Si tratta di uno scherzo fitto male. Mi dica, se sono i cioccolatini non funzionano qua. Che tu dici? Ah, con i cioccolatini trovate. I cioccolatini che ci poteva avere, te che li sciocca forse. Invece c'è un scherzo di donato. Che ci faccio avere un cacarone che ci ha reso sicca sicca, va. Diciamo a così. Isabella, tu mi capisci a me, perché guai l'altra sta di passato. Ma bambino. Però ci dassero un cioccolatino. Ci dicesse fosse mamma e che non lo capisce, niente. E invece che non se ne va né con i cioccolatini e né con lo smanco. E allora che può fare? Se ne va pure fantastico. Aspetta, frena. A mia mi pare troppo pesante. Ma quale pesante? Ma che c'è con te, Luca? Cate, asseta per sempre. Lo discorso proprio qui. Oh, so bella, che dura cagare papà, che dura. Meno male che poi ci passare. Però creature miste, io voglio vedere stasera. Sicuro è, vero? Beh, che sei contenti ora? Cate, tu stasera ti va pure dite no solo. Ma perché? Perché cammina stanotte ci sono dei fantasmi. Vedo, però l'importante è che lo scherzo non deve essere troppo pesante. Ma poi c'è più pesante di già. Io cavolo voglio stare stasera, voglio vedere tutto quello che succede. Ma che avvede? Cate scandi tu al posto di tua madre. Ma chi è? Non è che la mamma fa scandare tutte volte. Ma che stava a scandare piano piano? E se c'è resta secca? Re, allora un chiamo con la poppa, cade, che ti posso dire? Che ce la succede? Te chiedi scandalo, spedisci. E caso mai, non sta a sentire male. A me non è pesante però. Ma che? Assenti la sua. Io pure ci disse che era pesante. Però se questo è l'unico modo, se tu coraggio ne trovi, mica ti può rovinare un matrimonio con la mamma. Ma poi dico io, va. Averci una cosa buona per tutti, è puro piglia. Ma Comunque, tu coraggio ne trovi. A pensare solo, che con la mamma a mezzo di piedi, non potete mangiare sicuri, non potete respirare, non potete avere... Ancora? Perché? Finisci? Perché? vabbè, fíjate, vamos a Casio, dai, la prossima anno mi andremo bene. Ma guarda il prossimo anno, Giovanni, già da quando si fanno le prime prove, che cosa che devono dare? E caputa! È un inizio, poi mi sente Casa, non ti preoccupare, ti dissi, non ti preoccupare. Senti, vieni in cassetto. Assettati. Ricordate una cosa. Che io sono contento di avere la nostra libertà, la nostra pace, serenità e amore. Però ricordate una cosa, che senza Mattia, ma senza Mattia, a me succede qualche cosa, io per un rimorso moriste. E poi dimmi una cosa, ma tu ne conosci persone che hanno voluto un rimorso? No, io, va, per la verità, mai l'hai sentito dire, no, non si vuole rimorso, sai che c'è? E poi avevamo una curiosità. Ma poi papà come faceva? Già che tu non avevi tanto meschenato, solo su scambio ci manca. Ci dà un bucci. A me mangia 30 ci vedete, come ce ne andare? E ci andiamo 40 per sicurezza. Oh, ma... No, ma non ti preoccupare, tutte cose ci sono. No, portare dentro. Che ti dici? E che mi disse? Vabbè, devo che passa dalla farmacia e bene. Stai, io stasera ne sono girato. Ma che dici? Ma che dici? C'è chi? Oh, vabbè, guarda, abbracciamo. No? Sì, andavamo una curiosità. Ma cosa sti fantasmi? Sono Donato e la sua fidanzata. Donato. La sozzita. Ma questa zita? Quando si dice zito visto? Me l'ha presentato tu, si chiama Lucia, però io se la verità non la capisco. Ma? Ma A partire, sono morì. Mischinetta, creatura.
Questi sono specialisti degli scherzi. Sai che ci dissi che se tu scherzi a Venezia siamo a fare un regalone grosso appena si marita. Beh, sono invece che ci hanno pensato che un regalo, le soldi, le veste. E io non voglio essere inventato, guarda. Grazie, non ti preoccupare, lascio fare a me donare. Andiamoci, diciamo, va bene? Vede, tutto perfetto. Ci vado un po' d'oro, No! ma non lo vede che ti scandasse, erano vinti, aveva detto che erano vinti e ti scandasse. C'è chi? Ma speriamo che vanno tutte cose buone. Tutto benissimo, tutto benissimo. Ecco, abbraccio. Sì, Buono, andate le stesse cose, facete. Guarda che sopra la mia. ah, cosa voglio che lo ando ora, Pietro? Non sono... No. Ci diamo le luci e ci tranquillo un po'. Ma chi ha? 60 cinailatori, 60 cinailatori. E ci accarichi le luci, che ci vedete 60 ancora. Perciò, andate a me. Ma mangiamo. Hai una fame, hai un bel tanto dallo stomaco. Eccoci lo vedi. Mi stava strappando come lo vedi, mi stava strappando. Perciò. Allora, ma chi dice? Mangiamo? No, mangiamo volevi su poi la spalla. Volevi. Ma l'altra sera quando me ne mangiavo, te potevano essere una paratina e con 2 o 3 i stu creatori che te ne mangiaio. Oh, di intossicazione che ci vedi, si intossicati, creatori, si intossicati. Guarda lei che bella, mangia come un porco io, dall'intossicazione c'è una marina. No, ma mi sono bene. Vedi Desira, ma che te ne esci lo sento? Sta buttando tutta la ruttata, ma non è che lo consumare la mamma. Hai consumato sempre, già di prima, chi è che ti fa? Pronta? Salve, dimmi. Questo sono tutta Savilla. Vabbè, un momento bello. La Savilla. Era Sabella, venisica, con la mia. Picchi, sua sorgera si sentì male e la stanno portando di busto all'ospedale. Che significa che la gente la gente. Dai a fare che ci dicevate, no? Ma senti, ma perché telefonati solo telefona mia? Ma fu perché lei va a badare al suo marito, visto? Vero, ma sicuro perché? Sì, però ce l'ho io mica, no, ma ce l'ho io. Ma chi mangia pesante a casa? Ma sicuro, che ti pare? Come si alzano io? Che boh, a tua sorella bella non la io più io sotto controllo. Che prima la guidava io. E non male che abbaglio sogno io. Ma non possiamo più consumare dell'arte. Ah, fino a che ci sogno io, che guido tutte cose, siete tranquilli. Comunque mi va più qualche cosa per me. Abbiamo un autista, un meccanico io, non abbiamo abbandonato mai. Cioè, credere. Ma stasera proprio non ci voleva, vai. Scappassi io. Chi c'è altro per i miei figli? Figli, ha sempre la testa a mangiare, per favore, mangia. A te. Voglio da mangiare, per favore. Senti, vedi che mancano le entrate con le tue che fine fecero? Mi portavano alla latteria che erano loro. Alla latteria. Sì, si mandano a rubare poi c'è il figlio I mio. diritti che sei, tu che ci faccio io fanno veramente? A me che vedi il mio cane? Ma che ti faccio? E per lei saputi, tu creature, a che pigliare e a che dormi? A che dormi, a chi non capisci niente? Quando avevi capi sul corpo, creature, l'avevo applicata, l'avevo. E tu? Uè, non c'è
la lunga, Tu che dici d'amore? magari volesse vero, va, se fosse perché io solo tempo a aspettare ce l'ho bene, che c'ho? E ti dico un po' mi faccio sentire, vabbè. Mi sentiamo più tardi, Guarda le carte del trinco mattezze, ma guarda che bello. Guarda via chi se sveglia! Napoli, sveglia! Ma posso dire? Ma postissimo, che ho posto da così. Ma buon apposto! Buon apposto! Mammi! Dai all'altro non mi fa di scattare, papà! Via! Tuo padre è in comando delle luci e lenta fa capire. Mammi, io sono giocata, mammi! Svegliare. Dai all'altro, non respirare più! Ma che dici? Lo vede che si ci avvemina li fila del umano si ci avvemina. Graziata disgraziata che secondo! Oh, bella madre, chi la lecca? Signora Tina! Oh, bella madre! Mammi! Vai chiama l'ambulanza! L'ambulanza, se muore la chiamano l'ambulanza. Nadia! Mi tagliaste le capisci? Mania! Tutte crosticciate di faccisti! Oh, pedana, mio padre sta così babba, dai, se ne da così ora! Ma che già ne sa se vero. Mammina! Signora Tina! Sveglia! Ma risvegliarsi, sì! Signora Tina! Sì, aiuto! Riscaldassi la mano! Come sei? Ehi! Non mi toccare! Ma che dopo? Meglio più calda, non mi toccare! Lasciatemi dire! Meglio che io in stanza! Diavoli! Ma compagno! Dai! Diavoli! Oh, la prima ne la levavo. Mammi, io sono giocata, mammi, non mi portate alla mia casa, mammi, li do. Ma che ci vince effetto contrario? Le fantasmi che entra erano. Mammi, lo contro, te. Niente un po'. Ma che perché? Lo mica, tu sei. Che entra erano le fantasmi, spiegaci. Di donne? Sì, mamma erano. Sì, mamma. Erano le donne di Daniele mia, e tu però la sei di Daniele mia, ma. Sì, mamma, le mie erano mamma. Meno male, mamma. Ma com'è? No, sì, mamma. Ma com'è? Che erano le fantasmi? Sì, ti faccio lo spiego io, ma dimmi tu. Mamma, sì. Di donne, di spiriti. Erano caringa, dentro la mia casa. E tu eri dentro di mia. Dentro la mia casa erano le spiriti. Caringa. Non sei tu per ora. Proprio in sta stanza. Mamma! Ma tu che pensi con me ne più? Sicuro, non bene chiuso sicuro. Beh, allora abbracciami però, la verità. Ah, grazie. Avanti! a posto? A posto, ma pure quando che ci mettete ora. Io meritiamo un regalo, non è vero? Meritatissimo. Però sul regalo è ancora che il nostro, se mi facete molto un piacere. Portatele a me socio, portatelo io. Non ti preoccupare. Sicuro. Nella macchina, amore! Mi sono mogliere, amore, oggi, passate da tu. Oggi, lasciala. Oggi.
recuperare tutto il tempo perduto. Vero? Sì. Aspetta che faccio una cosa, la metto un telefono fuori posto. Così un telefono che non Ecco, lo signore per scansarsi di una soggira, lamentosa, capricciosa e pedocchiosa. Ah, perché c'è sicuramente? Ah, così lo sanno e si arreglano. E volini? Lo vedete che la scena con la cucia? E la cuce! Lo sapete che è la cucia? Ora ve lo dico. Bene che sono a metà. Ma del cacà che sa funzionare. Pensione d'accompagnamento, pensione di vecchiaia. C'è a fare pigliare come da mozzatura a tutti questi che sono caduti. E c'è a fare sudare fino all'ultimo respiro. Benedica a tutti. Stavo per